Allora, i passaggi per fare una buona birra sono fondamentalmente 4. Il primo passaggio è quello che si fa in questa sala, che è la sala cotte. Si prende il malto e l'acqua, si vanno a miscelare insieme, si vanno a estrarre la parte zuccherina e la parte aromatica, che poi andranno a finire nel nostro prodotto finale. Una volta estratto appunto la parte sia aromatica che zuccherina dal malto, eliminiamo la parte solida tenendo solamente la parte liquida, che sarà poi appunto il nostro mosto, si chiama come nel vino, che poi andrà a fermentazione. Il secondo passaggio è la fermentazione, quindi poi viene aggiunto del lievito che va a trasformare gli zuccheri in alcol e ad arrotondare tutti i sapori all'interno della nostra birra. Il terzo processo che noi facciamo è quello di abbattimento, quindi la temperatura viene raffreddata velocemente, viene eliminato il lievito e si va a chiarificare la nostra birra. E l'ultimo processo è l'imbottigliamento, quindi andiamo ad aggiungere una piccola quantità di zucchero che andrà poi a fare la gasatura della nostra birra e andremo poi a imbottigliarla e a finire la trasformazione fino al prodotto finale. Allora, le nostre materie prime arrivano il malto e il luppolo da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, perché abbiamo cercato le materie prime più eccellenti per fare le nostre birre finali. Una delle nostre materie prime principale che rende così buona la nostra birra è l'acqua, che la peschiamo invece dalla fonte di Follina, che è un'acqua pura molto buona per appunto questo tipo di lavorazione. I nostri tipi di birre sono 6, i diversi sapori all'interno di una birra vengono improntati sulla ricetta, quindi diverse materie prime si dà una diversa connotazione alla birra finale. Facendo una diversa miscela di malti, i malti possono essere molto chiari oppure tostati oppure caramellati, si va a fare una ricetta finale dove si vanno a sentire proprio i sapori delle materie prime. E poi sulle birre che invece, come la nostra Session IPA, devono andare sulla parte dei luppoli, basta fare una ricetta di luppoli, quindi vengono mischiati luppoli diversi insieme per andare a cercare quel gusto finale che vogliamo. Chi inizia a fare questo lavoro deve studiare tanto, mettersi tanto in gioco, non preoccuparsi delle 8 ore lavorative, ma si va sempre a lavorare un po' di più e ad avere la passione di portare sempre avanti il voler crescere in questo campo. È un lavoro che ha un fortissimo ricambio generazionale, soprattutto in questo momento. Io insegno anche all'Accademia dei Birrai e vedo tantissimi giovani che si stanno approcciando a questo mondo con tanta passione e quindi è un lavoro che sta continuando ad evolvere, a cambiare. E si prende la tradizione e soprattutto nella parte giovani di questo lavoro si va a fare tutto un lavoro di innovazione per avere nuove tipologie di birra e nuovi sapori.